20 di ottobre ricorre in tutto il mondo la giornata dell'osteoporosi. L'osteoporosi è una malattia di grande importanza poiché induce fratture da fragilità che, come è noto, sono la terza causa di decesso secondario a una patologia specifica dopo malattie molto importanti come per esempio quelle cardiovascolari. Sono forme diffusissime nel mondo e anche in Italia sono forme assolutamente diffusissime, hanno un grande impatto in termini di morbidità, di mortalità come detto, ma anche di costi sociali, economici e di costi molto severi per la salute dei pazienti. Presso l'azienda Ospedale Università di Padova da molti anni è presente un'attività di tipo clinico, di tipo diagnostico e di tipo terapeutico molto intensa per i pazienti con osteoporosi e fragilità scheletrica. Presso questa struttura è presente il centro regionale per l'osteoporosi e da qualche tempo è presente anche un'attività parallelo molto innovativa, molto importante e con grandi vantaggi per i pazienti, che è una struttura definita come Fracture Liaison Service, che serve per venire incontro ai problemi specifici dei soggetti con fratture di femore ricoverati negli ospedali padovani, il che garantisce ai pazienti una visita per l'osteoporosi immediata e una terapia quanto più rapida possibile. Padova quindi si pone sicuramente al centro delle eccellenze italiane per la cura, per la diagnosi e la cura dell'osteoporosi, offre moltissime chance di carattere diagnostico e terapeutico di primissima rilevanza, di grande modernità, ed è certo che nei prossimi anni vedremo un ulteriore sviluppo di queste attività con ulteriori vantaggi per la sanità padovana, quella veneta e con un richiamo importante anche per quanto riguarda i pazienti che vengono da parti diverse dell'Italia.